Ciao amici di Radio Chef, ben ritrovati in una nuova puntata dedicata alle ricette degli ascoltatori e ai prodotti di eccellenza ed eventi in Friuli Venezia Giulia davvero da non perdere. Il protagonista di oggi è un vino davvero speciale, un vino unico, sorprendente. Stiamo parlando del Pignolo, un vino autoctono friulano, così per introdurvelo, dal carattere deciso, tannico, dimenticato per decenni e recuperato anche grazie alla passione proprio di alcuni produttori. Oggi un vino ricercato soprattutto anche dagli intenditori. Piccola curiosità, il nome Pignolo deriva dalla forma compatta del suo grappolo, che è simile a una pigna in questo caso. È un vino con grandi capacità di invecchiamento, infatti con il tempo sviluppa aromi un po' più complessi come le spezie, il cioccolato fondente, la frutta secca ad esempio, e lo rendono perfetto tutti queste sfumature per l'abbinamento con cibi strutturati che scopriremo anche nel corso di questa puntata. Ma ci avviciniamo a un appuntamento speciale che è il World Pignolo Day 2025. Voi lo conoscete già? Beh, è un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di vino, di arte e di cultura, e quest'anno ci sarà un simposio che ruota attorno al tema inaspettato, esplorando il Pignolo non solo come grande vino del nostro territorio, del Friuli Venezia Giulia, ma anche come espressione di storia e di creatività. Per conoscere meglio il suo significato, anche il lavoro che c'è dietro a questo evento, abbiamo il piacere, ho il piacere di introdurvi un ospite speciale che è Ben Little, che rincontro con piacere, autore, artista e comunicatore, e anche uno dei grandi protagonisti del simposio. Ben, ti do subito il buongiorno qui con noi, ma voglio anche chiederti, il Pignolo è un vino di carattere, abbiamo detto, di grande complessità. Come lo racconteresti a chi ancora non lo conosce e perché vale la pena proprio scoprirlo qui in Friuli Venezia Giulia? Sì, mamma mia, buongiorno Maria, è un super piacere di tornare. Il Pignolo è molto più che un vino, molto più che un acino. È quello che cerco sempre di spiegare, è come le sue radici sono veramente, come si dice, stanno crescendo proprio nella cultura friulana. E quindi quando si assaggia un vino pignolo, ha questa possibilità di trasportarti veramente in questo regno friulano, che per me è come uno straniero, un irlandese trapiantato in Friuli. Questo mi ha dato sempre una bellissima sensazione. Infatti è via il Pignolo che ho iniziato a capire come siete voi. Quindi il Pignolo è proprio questo, è un collegamento culturale. Attraverso le tue parole, Ben, ci porti a fare un viaggio davvero intorno al mondo. E come dicevi, il tema di quest'anno è l'inaspettato. Ti chiedo cosa significa per te e anche in che modo si collega questo mondo, quello del pignolo, alla cultura del vino in generale e anche a questo appuntamento. Sai che l'inaspettato è il mistero che dobbiamo affrontare quotidianamente. Dobbiamo essere sempre preparati per l'inaspettato. E quindi direi che è un'altra cosa che il Pignolo mi ha insegnato, perché vedo il Pignolo come un insegnante, io sono soltanto l'alunno. Ma quando sono partito con il mio piccolo progetto, eh, tutte le indicazioni mi dicevano che sì, questa è la storia del Pignolo e i suoi custodi è una cosa piccola. E non aspettavo proprio quello che ho scoperto e dove mi ha portato. Infatti, fino a quest'anno ad essere premiato con il premio Nonnino Risitaur 2025. E, e, sì, ho passato gli ultimi 8 anni proprio in un mondo inaspettato. E quindi per questa edizione, che è la nostra quinta edizione dell'evento World Pignolo Day, abbiamo deciso di celebrare l'inaspettato. E quindi il tema si trova in ogni piccolo appuntamento che stiamo facendo, è proprio questo elemento
inaspettato. Bello il senso di scoprire l'inaspettato. E così, per renderci ancora un po' più inaspettati, prima di parlare di questo appuntamento, Ben, voglio raccontarti anche la ricetta dei nostri ascoltatori di oggi, che si ispira proprio al vino, al pignolo, ed è un risotto al formà di Frante riduzione di pignolo che ci propone la nostra ascoltatrice Jennifer da Maniago. Andiamo a scoprire un po' anche come prepararlo. Intanto, tra gli ingredienti vi serviranno 320 grammi di riso Carnaroli, 100 grammi di formà di Frant, che è questo formaggio che viene prodotto proprio in Carnia, che è composto da vari formaggi sminuzzati di diverse stagionature, e vi servirà un bicchiere di vino, in questo caso abbiamo scelto il pignolo, un litro di brodo vegetale, 40 grammi circa di burro, potete anche sostituirlo con l'olio, uno scalogno, sale e pepe. Andrete a soffriggere lo scalogno tritato in un po' di burro o in un po' di olio. Aggiungete il riso, lo tostate per un paio di minuti e a questo punto potete aggiungere il sale. Sfumate con il pignolo, lasciate evaporare l'alcol e poi, una volta sfumato, cuocete aggiungendo il brodo un mestolo alla volta. A fine cottura mantecate con il formà di Frant e un po' di burro a piacere e servite con una riduzione di pignolo preparata facendo restringere il vino a fuoco lento. Veramente semplicissima da fare, ma vedrete che avrà un bel impatto. Questo risotto cremoso e avvolgente saprà veramente sorprendervi. Anche per questo vi ricordo di continuare a mandarci le vostre ricette direttamente sul nostro sito radio.0.it. Trovate il form per partecipare e diventare protagonisti di Radio Chef, altrimenti in questi giorni ci trovate ancora alla Fiera di Pordenone nel nostro stand per ortogiardino e cucinare. Potete venire proprio di persona e lasciarcela voi, così ci raccontate anche un po' la storia che c'è dietro. Ma ritorniamo dal nostro Ben Little. Parlavamo di inaspettato, Ben, e sarà proprio al centro del simposio che si svolgerà durante la giornata del 20 marzo, questo World Pignolo Day. Ma ci vuoi raccontare un po', anche per chi non avesse mai partecipato durante queste ultime edizioni, cosa significa World Pignolo Day e cosa aspettarci anche da questa giornata? Quali saranno gli appuntamenti? Guarda, il 20 marzo, quindi esattamente fra 2 settimane, ci troviamo al Palazzo d'Aronco, Udine, la sede del comune, e dove organizziamo un simposio dei dialoghi fra personaggi veramente di livello nel campo della viticoltura, l'agronomia, la potatura, e poi anche diciamo nella distillazione e poi anche la viticoltura e la comunicazione. Sarà un pomeriggio strapieno, con ospiti come Marco Simonite, Giovanni Bigot, le 3 sorelle Nonnino, che parleranno della loro vita come 3 ragazzi che crescono in una distilleria. E poi ci saranno le voci di Silvio Jerman, Tony Capozzo e Tommaso Cerno, che ci porta una visione di come si dovrebbe affrontare l'inaspettato nella vita quotidiana. E nel Salone del Popolo avremo il più grande degustazione del pignolo dell'anno, nel Pignolo The Citizen Tasting. Quindi i biglietti per tutti gli eventi, anche per la cena per pignoli quella sera, sono disponibili via il sito del ICE Friuli Venezia Giulia, perché quest'anno i sommelier collaboreranno con noi, e quindi promette anche dall'inizio della mattina facciamo un fuori pignolo, pop-up pignolo caffè nell'ex tipografia Doretti al centro di Udine, un bellissimo coffee morning per brindare alla felicità, all'equinozio della primavera, che accadrà alle ore 10:01 del 20 marzo. Quindi è un giorno strapieno di gioia e di pignolo. E quindi non vediamo l'ora di vedervi. Grazie Maria, ciao! Che bello Ben, grazie per averci portato in questo viaggio, non vediamo l'ora di partecipare. Io vi lascio anche al sito turismo.fvg.it per saperne di più. Partecipate a questo appuntamento e brindate con un buon bicchiere di pignolo per scoprire anche la storia della nostra terra, del nostro
Friuli Venezia Giulia. Noi lo facciamo ancora con gli abbinamenti migliori da scegliere per il nostro pignolo. Saliamo un po' in quota per farlo, perché voglio parlarvi dei salumi e dei formaggi migliori da abbinare. Siamo andati in un luogo che di questi prodotti veramente ne conosce tanti, che è il David di Camporosso. Infatti qui troverete veramente una selezione vastissima di tutti questi prodotti, potrete sceglierli, potrete farvi il vostro panino perfetto, oppure gustarli con un buon tagliere misto anche di vari abbinamenti. Cosa abbiniamo a un buon bicchiere di pignolo? Possiamo scegliere, dicevamo, il format di Frant, che è questo formaggio friulano dal gusto molto intenso, oppure un Montasio, meglio se stravecchio, con la sua struttura un po' più importante, infatti crea un abbinamento perfetto con la persistenza di questo vino. Anche il pecorino stagionato, con la sua sapidità, riesce a bilanciare la potenza di questo bicchiere di vino. Mentre tra i salumi puntiamo su un prosciutto di Sauri CGP, che è leggermente affumicato e si sposa alla perfezione con la struttura di questo vino, oppure, perché no, un guanciale stagionato servito con del pane di segale e del burro magari fatto bello fresco, così lo possiamo gustare anche proprio nella bella montagna. Chiudiamo la nostra carrellata anche di abbinamenti con la soppressa friulana, che con il suo sapore speziato regge bene il tannino del pignolo. Vi dicevo, se amate i sapori autentici, soprattutto della montagna, al David a Camporosso troverete il calore ma anche l'eleganza di tutti questi prodotti da abbinare con tantissimi buoni vini, perché hanno veramente anche in questo caso una selezione di prodotti scelti del nostro territorio e non solo, si allargano anche a tutta l'Italia e un po' con uno sguardo all'oltreconfine, oltre a fermarvi per una pausa di gusto durante tutta la giornata. Chiudiamo la nostra rassegna sul pignolo, lasciandovi qualche consiglio per portarlo in tavola. Intanto, temperatura di servizio importantissima, 18-20 gradi per le annate un po' più giovani, così ne esaltiamo la freschezza, 20-22 gradi per le bottiglie un po' più invecchiate, così da permettere lo sviluppo degli aromi un po' più profondi. Ricordiamo la scelta del calice, sempre molto importante, un calice ampio da vino rosso che aiuta a ossigenare il vino, a liberarne tutti i profumi, così da sentire ogni sfumatura. E vi ricordiamo che se il vino ha più di 8-10 anni, consigliato decantarlo per almeno 30-40 minuti per aprire anche gli aromi un po' più nascosti, e in questo caso riuscirete veramente a gustare tutte le sue sfumature. Per chiudere, vogliamo abbinare un po', fare un abbinamento molto particolare che ci propone Mein Sonntag, rivista di viaggi ed enogastronomia della Carinzia, che questa settimana ci porta in una bella degustazione e mixa il dolce e il piccante, un abbinamento che saprà sorprendervi. Infatti il 21 e il 22 marzo, quindi se il 20 c'è il World Pignolo Day, il 21 e il 22 potrete gustare a Maribor, in Slovenia, la 6ª edizione del Festival Internazionale del Peperoncino e del Cioccolato. Un abbinamento, come vi dicevo, molto particolare, imperdibile per gli amanti dei sapori forti e intriganti, con produttori da tutto il mondo pronti a deliziare i visitatori con specialità inedite e combinazioni audaci. Quindi non perdete l'appuntamento, sarà per tutte e due le giornate, 21 e 22 marzo, dalle 10 alle 21, e se siete curiosi di provare qualcosa di nuovo, questa direi che è l'occasione perfetta per esplorare il mondo del cioccolato speziato. Potete scoprire di più direttamente sul sito meinsontag.at per tenervi aggiornati su tutte le bontà culinarie anche dell'oltreconfine nella bella Carinzia, e farvi intanto un tour di gusto prima di lasciarvi ispirare anche e sorprendere da tutto quello che succede anche in questo territorio. E direi che così il nostro viaggio tra sapori intensi, vini straordinari ed eventi d'eccellenza si conclude per oggi, ma torniamo domani ancora con tante curiosità dal mondo della cucina. Continuate a seguirci sul nostro sito con un ricco ricettario delle vostre ricette, quelle dei nostri ascoltatori, anche sulle nostre pagine social Facebook e YouTube, per non perdere neanche una puntata, neanche un ospite e neanche una bontà da gustare. Ciao a tutti!